Caorle, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, le spiagge di Levante e Ponente sono state teatro di atti vandalici. Quando siamo arrivati in spiaggia a inizio servizio alle 6:30 abbiamo trovato una situazione incresciosa. La parte destra del comparto verso la zona della Madonnina era praticamente tutta sottosopra, con lettini divelti, ombrelloni buttati a caso, un macello, piatti tolti. Veramente un casino, tanto da dover, considera che noi qua su questo comparto qua, che ci sono circa 500 ombrelloni, siamo in 3, tanto da dover chiamare i ragazzi che sono sugli altri comparti a venire a darci una mano per ripristinare il prima possibile, per dar servizio alle 8. Abbiamo avvisato la nostra società di riferimento, che già per quanto sappiamo è sempre in contatto con i vigili e i carabinieri di Caorle, e che quindi credo sappiano del problema che inizia a riproporsi. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato duramente l'accaduto definendolo vergognoso. Ha chiesto inoltre un intervento più incisivo delle forze dell'ordine, sottolineando che non si tratti di semplici vandalismi, ma di azioni che mettono a rischio il lavoro di molti imprenditori dell'arenile. I maggiori controlli sono auspicabili, anche se credo che comunque, per la conformazione che ha la spiaggia di Caorle, che è tutta aperta, non so se risolverebbe definitivamente il problema. Forse, questa però è solo una mia idea, andrebbe proprio chiusa alla sera.